Cari telespettatori, allora al posto di TV7 con voi vedete in questa fascia oraria parliamo di continua la serie di trasmissioni Parliamo di in collaborazione con l'FNP CISL regionale Veneto, che prima invece era allocata in un'altra fascia oraria, in un altro giorno, era il sabato. Comunque penso che conosciate già la trasmissione. In ogni caso, per chi non la conoscesse, appuntatevi, perché a mercoledì alterni e comunque ogni settimana l'FNP in un modo o nell'altro sarà presente nel nostro palinsesto per gli approfondimenti, ma in modo particolare il mercoledì e mercoledì alterni a partire da questa settimana avremo l'approfondimento con l'FNP CISL. Un momento significativo importante, poi quindi alle 13:15 con la replica che poi ci sarà in serata del giorno successivo intorno alle 19 con i vari ospiti, i vari interlocutori. E allora per chi non li conoscesse impareranno a conoscere, perché affrontiamo tante tematiche di attualità e sociali e incominciamo, ed è giusto farlo visto il nuovo ciclo, con Tina Cupani, ben ritrovata. Grazie. E segretaria generale dell'FNP del Veneto. Allora segretaria, noi facciamo ogni tanto il punto della situazione. Adesso magari c'è qualche telespettatore che non vi conosce direttamente, qualche nuovo seguace che avrete da raccontare di che cosa vi occupate costantemente, però il tema purtroppo è significativo. Perché? Perché parliamo della legge di bilancio che ha fatto dei rumors, suscitato delle reazioni anche da parte dei sindacati, però quello che è emerso è che ci sono due sindacati in modo particolare che sono schierati in un certo modo, e poi non tutti coloro che ci seguono hanno compreso come mai poi la CISL e anche l'FNP ha preso una posizione diversa. Se per voi sembra normale, perché giustamente vivete da di dentro il sindacato, per chi invece si segue, anche per i cittadini, non per tutti è chiaro. E allora ci spieghi che cosa c'è che va, che non vi va, e perché la vostra posizione. E comunque sarete in piazza, se non sbaglio, il 25. Sì, noi saremo in piazza il giorno 25 novembre, saremo a Roma e saremo lì in un contesto di mobilitazione a rivendicare tutte quelle che sono gli aspetti che noi riteniamo critici e tutte quelle richieste che noi non abbiamo viste accolte nel testo della legge di bilancio, e rispetto alle quali noi andremo a chiedere. Noi siamo lì, lo dice bene anche lo slogan, partecipare per crescere, perché per migliorare la manovra bisogna costruire anche un patto sociale con chi ci governa, perché abbandonare i tavoli, non essere là dove comunque le scelte si fanno e non essere lì costruttivi, nel senso nel portare quelle che sono le nostre richieste, le nostre proposte, consapevoli comunque che è una legge di bilancio che ha poche risorse a disposizione. Sono 24-25 miliardi e 16 in deficit, quindi comunque è un'operazione che va ad implementare il debito pubblico, e quindi anche questa è una situazione molto delicata, perché anche qua ci vuole la consapevolezza e la concretezza del momento che stiamo vivendo. Quindi noi abbiamo aspettato il testo, si dice bollinato, quindi il testo ufficiale con cui la proposta di legge di bilancio segue tutti i passaggi e l'iter parlamentare, e lì siamo intervenuti. Adesso io qua sono un po' a rappresentare quelle che sono le richieste che riguardano il mondo che noi rappresentiamo, e che dico sempre è il mondo sì dei pensionati, ma è anche il mondo degli anziani, è il mondo dei deboli, è il mondo dei fragili. E quindi c'è tutta una questione che riguarda la rivalutazione delle pensioni, che molti davano quasi per assodata nella perequazione fino a 4 volte il minimo, però tanto per capirci non era così tutto scontato. Cioè si pensava che fosse una cosa che doveva essere fatta. Doveva essere comunque tranquillamente riproposta all'interno della legge bilancio del 2024, ma da alcuni rumors che noi avevamo rispetto alle voci che circolavano all'inizio dell'estate non era certo questo che si dava come un risultato già concreto. Quindi il ragionamento che noi facciamo è: le conquiste si ottengono se tu stai nel merito, stai lì, porti avanti le tue richieste,
E se poi non vieni ascoltato, se poi non viene accolto o non c'è dialogo o non c'è approfondimento, non c'è voglia di uscire rispetto ai posizionamenti che ci sono, allora lì si va e ci si mobilita. Quindi aver comunque mantenuto la perequazione piena fino a 4 volte il minimo per noi è un risultato che è importante. Quindi questa c'è stata, è stata ottenuta e sì, viene confermata. Guardate, quindi questo... la legge di bilancio fino a che non la vediamo approvata definitivamente. Ci sono i margini di manovra. Ci sono i margini di manovra, ecco, speriamo su questo che non siano margini di manovra, esatto, che vanno in peggio, però... Io chiedo dalla regia se possono mettere il volantino, quello bello grande, che così pian pianino i telespettatori se lo possono guardare. Non andiamo a sviscerarlo perché ci sono tantissimi aspetti, però lo possono leggere da casa, magari guardarselo. Quindi un qualcosa è stato fatto, si poteva fare di più a questo punto? Sempre, si può sempre fare di più. Ci piace questa manovra, ci soddisfa? No. No, perché è una manovra che comunque non vede, e questo non da un punto di vista dei pensionati ma da un punto di vista generale, una crescita del nostro paese. Non è una manovra espansiva, è una manovra che si limita, diciamo, quasi all'ordinarietà, a dare, a definire alcuni interventi che comunque vanno incontro anche ad altre esigenze. Cioè, noi abbiamo fatto, che ci sono stati molti interventi che hanno riguardato anche la delega fiscale, quindi anche lì c'è stato un costo abbastanza importante, perché nel momento in cui io metto in atto una delega fiscale impegno anche miliardi della legge di bilancio. È una manovra che ha ombre laddove non si è riusciti ad ottenere la perequazione piena, perché per noi la pensione non è altro che un salario differito. Io negli anni faccio un patto con te governo, ti verso dei contributi, faccio il cittadino onesto, verso sempre le tasse, mi costruisco un'idea di vita e di futuro, e poi tu ad ogni legge di bilancio intervieni e modifichi. Non mi riconosci la perequazione piena, sappiamo che il momento è difficile e delicato, sono 2 trimestri consecutivi che il paese non cresce, è fermo, è piatto, e siamo anche consapevoli di questo. Siamo anche consapevoli che ci sono 130 miliardi fra evasione e corruzione. 130 miliardi di evasione e corruzione significa avere comunque la possibilità, se combattuta seriamente, di avere delle entrate per quanto riguarda la legge di bilancio, che permetterebbero manovre molto più espansive, manovre più di supporto. Ecco, questo è un grosso limite rispetto ad una manovra che doveva essere più attenta anche, ed è qua un altro elemento che noi sottolineiamo con criticità, doveva essere molto più attenta a quello che è l'investimento sulla sanità. Ecco, infatti ci sono diversi aspetti che voi lasciano perplessi. Prima c'è il discorso della previdenza, che vorrei anche sottolineare perché lei l'ha citato, però la cosa che sconvolge, che forse i nostri cittadini non hanno ben presente, che voi avete riscontrato e sottolineato appunto, è che ci sono 57 modi diversi di andare in pensione. Rilacciandomi a quanto stavo dicendo prima, in modo che vi affrontiamo tutti i capitoli, perché dopo c'è anche la salute e la sanità, ma questo della previdenza va completato. Cambiare le regole in corso di rapporto, no? Facciamo un accordo con il cittadino che poi il lavoratore può andare in pensione, non sa in che condizioni andare in pensione, cambia sempre, ma anche tutte le modalità con cui andare in pensione sono disorientanti, e voi su questo avete puntato l'accento. Allora, se noi parliamo di pensione tocchiamo 2 aspetti. La prima è che noi negli ultimi 10 anni, 11 anni abbiamo perso il 30% del valore delle nostre pensioni. Per quello per noi la perequazione piena è un diritto che noi chiediamo ci venga riconosciuto, perché dal 2011, salvo poi l'intervento con Draghi che ha rimesso in moto il meccanismo della perequazione, perdere il 30% del valore delle pensioni è una cosa che, se uno
ipotizza e fa un ragionamento su un pensionato che 11-12 anni fa aveva 1.300 euro, togliamo il 30% del valore a quella pensione e ci troviamo di fronte al povero, sì, infatti, ad una figura che fa fatica, soprattutto se ha una famiglia a carico, anche ad arrivare a fine mese. Quindi noi abbiamo nuovi poveri determinati anche dalla la mancata perequazione negli ultimi anni delle pensioni. L'altra grossa difficoltà che noi riscontriamo è quello che viene, cioè, lo dicevo anche prima, viene meno il patto che io faccio con te che mi governi. Questo forse non ci si rende conto. Mi costruisco con scelte anche personali, con scelte anche di vita, di lavoro, la base per avere una buona pensione, e poi tu ad ogni legge di bilancio, una volta per un motivo, una volta per l'altro, una volta intervieni sulla perequazione, una volta intervieni sul valore della pensione, una volta rimetti in moto meccanismi che in qualche maniera alla fine contributivo, retributivo, intervengono anche su quello che è il valore della mia pensione. E allora io dico, io come cittadino non mi fido più di te come Stato, perché inizio con te un percorso e poi ogni anno tu trovi una modalità per modificare dei requisiti che di fatto, ed è quello che noi vogliamo evidenziare, diminuiscono il valore della pensione. E quindi, al di là dei criteri, dei requisiti per andare o non andare in pensione, ogni azione che mette in atto il governo, quasi sempre in occasione delle leggi di bilancio, è per diminuire quello che è l'impegno dello Stato nei confronti dei futuri pensionandi e modificando le regole in corso d'opera. Invece è necessario, tanto più adesso che i giovani entrano tardi nel mondo del lavoro, che ci sia una riforma strutturale per quanto riguarda la previdenza in Italia, che i 57 modi diversi di andare in pensione, perché noi abbiamo detto è anche una strategia, una volta tocco a te, una volta tocco a te, una volta tocco a te, quando tocco te che sei piccolino, l'altro 90% che non è toccato non si pone il problema, salve quando toccherà lui, perché prima o poi si interverrà su tutti per quanto riguarda il mondo delle pensioni. Quindi avere una riforma previdenziale strutturata, stabile, che dia garanzia a chi è nel mondo del lavoro, a chi sta uscendo nel mondo del lavoro e quindi non abbia l'ansia di un intervento negli ultimi 2 o 3 anni che ne modifichi il valore, che dia garanzia a chi entra nel mondo del lavoro ma con modalità discontinua. Per quello noi chiediamo anche il fondo garanzia per pensioni per i giovani, perché dare una mano a chi ha una modalità discontinua in modo che lo Stato si faccia carico dei periodi non coperti. E dopo anche la famosa ulteriore gamba che noi diciamo, che è quella della previdenza integrativa, che quella diventa un fattore che va valorizzata anche da un punto di vista di non intervento fiscale da parte dello Stato, perché se tu mi fai la previdenza integrativa e poi fiscalmente me la appesantisci, assolutamente. A proposito sempre dell'intervento fiscale, voi chiedete anche delle detassazioni in modo particolare, per cui ben venga l'aliquota che è stata del 23% per redditi fino a 28.000 euro lordi l'anno. Chiediamo detassazione della 13ª esatto, mensilità. però almeno la detassazione della 13ª mensilità per pensionati e anche per lavoratori, quindi un'estensione. Sì, è logico che lo chiediamo per tutti e due le tipologie di percettore di redditi, però è anche vero che da parte dei lavoratori, i lavoratori ed è anche questa una richiesta che abbiamo fatto come CISLA e che siamo soddisfatti che è stata accolta, è la no tax area fino a 8.500 euro anche per i lavoratori dipendenti, perché prima
era una conquista che avevamo fatto noi pensionati, e quindi anche questo è un buon risultato per noi, perché noi facciamo un ragionamento come CISLA, noi rappresentiamo, quando siamo a quei tavoli, tutti coloro che, insomma, che rappresentano e che sono all'interno del mondo del lavoro, del mondo delle pensioni. Quindi noi chiediamo aliquote, teoricamente noi chiederemo aliquote molto meno pressanti sulle pensioni, perché siamo a livello europeo il paese che ha la percentuale pressione fiscale sulle pensioni, quindi avevamo anche, non so se l'avete, un grafico che lo... No, ma infatti allora adesso interrompo un attimo, perché così abbiamo il grafico sulle pensioni per vedere a che punto sta l'Italia rispetto agli altri paesi europei, ma la facciamo vedere così vi rendete conto della situazione tra pochi secondi dopo la pubblicità, sempre sul canale 19, perché su questo occorre fare un ragionamento che abbraccia anche altri ambiti, e poi parleremo anche delle detrazioni, che è un altro aspetto interessante su cui sempre l'FNPC si sofferma, per capire che richiesta di riforma formulate. Tra pochi secondi state con noi.